Saluti a tutti, ben agattaus e ben agattadas a questa puntata nuova del RTS Novas, che è questa trasmissione che ogni gita si spricca dal suo mondo della cultura, delle arti e dei eventi che ci sono in Sardegna. E in questa gita tengo su piacere di attoviare a una ospite che è una persona che organizza eventi da medas annos, che lavora con la letteratura, con i libri, con la cultura a 360 gradi. In Francesca Casula, ben agattata e piacere di te in noi. Grazie a Miriam, saluti a tutti. Saluti a tu Francesca. Francesca Casula, tu sei direttore organizzativa del Liberos, sti corretto? Eia. Sei laureata in Litteras Classicas e dottorata in Linguas, Literaturas, Turismo e Territorio. Bello progetto, bello programma. E non so come una cosa sei fatto, penso a questo momento. Ne ho scambiato che dai studiare, penso che poi segui studiare tu sa vira. A Ligia studiai sempre. Sempre. Questo si piace a tutti, questo manca a me, non mi manca a me, è su tempo che manca a volte. Tu ti occupi di editoria del 2006. Eia. Sei in questo ambito già da 20 anni. Ho incominciato in una casa editrice di Nayanta Isara, che è nata nel 2006 e a Serrao nel 2012. E dunque è stata un'esperienza importante mera, ho imparato un montone di cose su questa editoria. E sul 2012 hai incarrerato, hai contribuito alla fondazione del Liberos. Sul 2002 è stata un'idea di Michela Murgia, buonanima, che ha creato fondare questo assozio con me, con altri compagni, ho incominciato questa avventura e non pensavo che poteva diventare uno triballo, che poteva diventare una cosa fia da a s'epoca fia volontariato. È una cosa che vogliamo a giurare sa filiere sul libro dovevo ancora, però come è diventata una cosa più organizzata, più manna, due persone che due traballano, poi te che feusu più di 100 eventi ogni anno in tutta la Sardegna, dunque non può essere una faina del suo tempo libero, per essere una cosa bene fatta da gente professionale. Certo. Questa attività è occupata tutto l'anno praticamente, da gennaio penso su mese idas. Ma la oggi poi te che noi abbiamo su libero mascalmente su Festivalentula, che è stata e 3 edizioni so canno. Chi che era proprio l'ompere in tottue, tottussanno, dunque non sono 3 batterie in un luogo e via, causa dell'ompere in ogni idda possibilmente, in una zizzerianta e in ogni momento del sanno. In ogni momento del sanno poi te che sono convinto che questa fruizione culturale deve essere un'abitudine, deve essere una cosa normale di ogni dia, no? Una festa, un evento, non sono deve essere suvane di ogni dia, non si spuntino di mesausto o di anno nuovo. Certo. Deve essere una cosa di ogni dia prodotto, non solo per chi vive in città, in città, in due librerie, in due associazioni, biblioteche. Tenevo la fortuna in Sardegna che tenevo una biblioteca in ogni idda e questo non può neanche immaginare che renare poi in metà Italia questa cosa non deve essere, si da sonnanta e non so da steneuso e questa è una fortuna manna e di più criccare da tenere aperta e da fare si funzionare però la biblioteca sa sola non può non potete fare tutto su traballo necessario, tutto su chi non so al risultato a fare poi te noi so combinavo su scrittori su continente fino a strangios a venire in Sardegna a presentare il suo libro Sissoro e di si fare un bello giro, 3 battere chimbe iddas o cittades e dunque sono contento e ninti più volentieri perché tu è un scrittore del Milano di Nasda du combina a venire in una ida e ti devo suonare una ida in andavo sempre in Villa Grande Strisaili ma se uno a Bari a ite deve fare l'opera a Villa Grande Strisaili ma
chi mi doveva fare, dopo barrare fuori de ommo, 2 dies, poi da mia, poi da meu, mochiere, e non è canono. Invece noso di neusu, tu e Eni, e a tutti gli altri due pensa un noso, a cliccare a librerias, a cliccare sos presentatores, a dos accompagnare, a discriccare a papà, a croccare, pensa a tutto. E dunque questa non può essere una faina No, che vai se studia in no, non può essere. No, è tua cosa che vedi di troppo tempo su energia, e stanno triballando tutto sanno, vince spoite quando non se quando non se in giro posso se evento so se programmando, se facendo progettazione spo sa regione, sa fondazione di Sardegna chi finanzia il tasso festival e questa pure è una cosa che è una cosa fondamentale. Questa pure questa legge regionale chi di Neus di Sardegna non date nessuno dei servizi librari non date nessuno in tutta Italia di alta disigiare è una cosa importante adesso finza pocusso per questa biblioteca che in Sardegna de Neus un numero di lettori più dessa media nazionale magari invece in canto a Inare laureato abbandono scolastico si scommente a Sicilia, Puglia, Calabria possa lettura si scommente a Toscana, Emilia Romagna, Trentino e questo dato su dove si può intagattai? Dove esistat d'ogni anno dove esistat e vinza SAIE che è questa associazione italiana editore se bru su libro schisiendente esistat invece vale sa cernita adesso chi si legginti non poi studio po' ballo su chi si leggi po' su vragere delle gie iniziando su magari andando a vincere in biblioteca se poi conosci sul numero dei utenti che ogni anno, che ogni mese vi del libro su io so fente questo questionario e domandata proprio a gente e dunque in Sardegna sei un'eccezione a livello nazionale. Bene Meda, però che sicuramente il libro in questa 13 edizioni si ha di donato un aggiunto umano, un contributo umano a questa cultura, a questa letteratura, a questa leggitura, poi manca questa gente in moi casciti che ci funti questa presentata del libro su banda da proso volentieri, proso con piacere, ascoltai scrittori, autori. Neusca in una ida non da tutte queste occasioni che due sono in città, come a Castello, a Sassari. Dunque, quando due scadi una cosa, sa gente andrà e pensa, magari chi non leggi, di voi te no, è una cosa diversa e a curinti. E scrittori che vuoi dare, voi te che alla fine non esca si vuoi da solo del suo libro è un'escusa per vuoi dare dessa vita, del suo mondo, dessa società, dessa politica, dessa storia, de la chiesa cosa e sa gente mera volta sa fa preguntas sa na su chi pensara sunti occasione se de confronto vina sa no mentre assemblea civica sa tanto sa coa si su libro do compronta du legginti bene ma si pure non de sente leggiu però anta dentro occasione de una fruizione de bonare sapere che in sa vita si comporanta per un libro che in città è finza normale poi in noi non due libreria sa gente approfitta di questa occasione no? In città si due andas a 3 presentazioni se ogni gira non puoi scomporare tutto e dunque sa vizza posso scrittore se sa soddisfazione più manna però vince a varrai con isso si firmai a fuori da con sa gente poi ti mancai accudenti a su banchetto a si prendi sul libro nel sa gente poi fai di preguntas questa è una cosa bella a me che capita da pure un festival della letteratura che grazie a Dio in Sardegna non manca e iniziando su in moi arrivavo su pure a questo evento ma non era che tu sei apparicendi che esti liquida che esti questo festival di letteratura giornalistica giusto? Sì, giusto. Come ti nasci di Liquida? Liquida è nasciuto da un'idea di questo amministratore Sedeco Trongianos
e poi io ho fatto una pariga di Attopio Dentula con giornalisti importanti, Giovanni Flori, Daria Bignardi, Sergio Rizzo, fiantandavo so bene mera. E tanto pensavo, non fai un festival in tutto con giornalisti, tutto dedicato. È una vita nono. Tanto adesso 2019 ho cominciato e qui a Palasa della Basilica di Zaccagia, isa sola vai mettere festival, certo. Poi ogni volta che arriva a barranta spantaoso. e tanto ho canno queste 6-7 edizioni, dunque sono contento, se volete che come su festival tenere un pubblico già consolidato, sì, non solo de Codrongiano, non solo del Sucoros, che è questa zona, ma vinza naturalmente de Sassari, poi che sta accanto, però l'ompente de Olbia, de Alghero, finza turistas e finza gente de Castello che a Barrara si vigaro uno bed and breakfast, approfittata quando a Redì andando a mare, poi che su festival sta merie, poi che prima e sotto non farà 2 barra si muore di su calore. Certo, via Castelli il suo programma, di quando su voi date questo programma, bello meda. Iniziando su festival in Ghizza da Giovia, adesso città Chiedi che su 24 a Esotto del Meri, come ti asinnavo tu, volete prima è impossibile, c'è troppo basca, in su sole, in Susato, su sole praticamente non ci punti in mattas. No. Poi tenesi proprio sa basilica. Sa basilica sì, su Costao. Sì, esatto, sì. Tenesi un palco. Sì, senti ospiti, se sa gente denanti. Santo finza su un vaghe umbra all'ompere, però non prima sa sotto. Tocca comunque a vettai. Infatti se ci senti tutto a costato dessa basilica, due sombra poi sì, a bella bello. Questa basilica è ora serra, da voi manca essa gente è andata prima a visitare questa basilica. Questa pure è una cosa importante, perché questa basilica normalmente serrà a Sassese di Merie. Però Saries del sul festival a barrata aperto sovinza a Sannoe proprio che due sul festival e dunque sai finza un'opportunità di poter a basilica in un orario che non ispirti su sole no bella manca di notte questa basilica che è troppo bella, è bellissima, un luogo di avere emozionanti. E su prima a Tobio esti con Anna Foa e ho scritto a perre con col botto boom. Sì, è troppo importante ed ho scritto proprio a incomincio del suo festival per questo motivo che non fu da quando passavo pure non si intendeva si schierava su canno non fu da quando passavo pure con un giornalista che si fu da Repubblica Raffaele Oriani e con un libro che fu da io sul genocidio e su la scorta media Gaza la scorta mediatica e su fatto che sul giornale se sa televisione se sul mondo occidentale non hai su voi du genocidio come a Savine a Malaugia du dipendere però già io quando passavo andavo fuori da Viaggia evidente. E commenti tanta riccio su pubblico? No, bene mera, quindi un montone libro su pubblico del liquida. Non è un pubblico vinza raffinato. È un pubblico magari No, è gente normale, però è gente curiosa, gente che vuole comprendere, gente che vuole gente che si informa, chi dirà che finza a non si firma a sostituto so che bire in Facebook e iniziando su questo attovio puro c'è da adesso Anna Fo ha vinto un anno su premio Strega saggistica e questa prima edizione dessa saggistica da vinto Issa e ho pensato che fosse importante a perre con essa incarrerai con una foa Elias Vacca da dai con Issa Sigide Noioras con orazione semissera di sopravvivenza linguistica con Massimo Roscia da bello questo ad essere un monologo poi te che su este uno performer neusu este divertente mera e a rafforzare ed commente salimba italiana in questo caso scambiando commenti di struppiauso Issu ha riscritto 2 libri uno di Nanta Errorario che lo conosco ben me e Boomerario e dunque
a posti di Israele non sa fare finta uno vago de un momento che dovrò solleviu uno vago del risio uno vago e io vago prosa meno però ci ho tipo questo puro però sicuramente stata si a questionare me disi si genti si de tutto questo questa guerra di Gaza e di questa situazione terribile che sta sopravvivendo. Ai 10 la cultura è di tutti con Cristian Greco e Stefano Giuliani. Cristian Greco è il direttore del Museo Egizio di Torino, ha scritto questo libro con Paola Dubini, che è professore di economia della cultura a Sabocconi di Milano, ha scritto questo libro che è un manifesto di tutto sui pensausu, come liberos, questo che vi ho detto prima, no? Questa cultura deve per tutti, deve per essere tutti, però pure finché narra che fino a come noi di hai, poi te che due mera barriere che tenente sa gente atteso al largo della cultura, a volte sono barriere economiche, a volte sempre dessa volte sono barriere psicologiche, su fatto di pensare che una cosa è spogente laureata, che una cosa è noiosa, tutto questo sa gente non è mai cosa costa, e dunque su paradosso è che chi ne più bisogno non arriverà a questa offerta, poiché che mera cose sono vizza gratis, questo satovio sponare sono tutti aperti a tutti e dunque non costa nulla, no. però sa non che ragionare sa gana, ma vince la curiosità di ascoltare una cosa diversa. Questo puro è non tutto su tenente, è un fattore culturale. Ma ascolta, i giovani andano all'ompenti questo sattovio pago, sono sempre pago. Infatti feuso attività di scuola del Codrongiano, se due in scuola media, fino a scuola elementare, magari siamo in Florinas, però spicciocchettos del Codrongiano andano a Florinas, e con l'università di Sassari, con sa laurea in comunicazione. E tanto dagli sunti ponare obbligato tanto iscur tanta è disispera che puro disinteressara però però io sono denti magari non devo canta isso su occasione chi canta altre cose chi tenente vinza atteros canales è difficile però mancai con questo sattovio sono vago proso spazioso come tipo di questo del Roscia mancai e dischi di se si uno venere si fare certo, una risa si non venere non devo decidere mai non devo comprendere mancai vizza sa può comprendi o può arrivare mancare a me mi da piace a fare questa cosa studia essa linguistica studia essa sociolinguistica a diventare giornalista poi ti manca i giovani che poi ti denti isso su manco male si opportunità di scioperai ancora su che te ti fai su dritto cosa in soro questo è un attovio troppo di importo quando non so via su picciocchetta non devienta questo evento non mi ricordo in vita che ci vienta il concerto su dei gruppi su manca che possa festa di Sonadori questa commedia in piazza Benito Urgu che bene scomico su però evento su dei de presentare del libro su del festival letterario su che ha avuto in carrera su 2013 con Marina Caffenuara in Castello e appunto l'isola delle storie di Cavoi Capodanno e sos poetas del Seneca in cui si zeus però prima su 2000 non che era no e noi su zeus originaria di due vite che appunto e moi punti mancai vago bruso attenta sa questo aspetto culturale in vita mia pure questo un festival certo di Natale Canias quando io picciocchetta io come vivo in Castello da me era sanno sono che al giornale accanto però quando io vivo in Ioneli non dovevi a nulla no come a Giumain Dognaida questo un festival praticamente già si vede pure in Terravo un bello festival letterario si vede in martedì Abbiamo organizzato un noso liberos
Spirito di mare. Spirito di Quindi mare. Mi ricordo bene mera. Già, mi ricordo una bella edizione con Sabonanima De di Giulian Giorgio Todd. Giorgio Todd e Dano di Attopiau. Peccato. Io ho fatto sa presentata dell'ultimo libro di Giulian Gioni. Via su mese 3 adesso 2015. Poi 10 anni so e apposti sì. 2 anni so apposti sì su. Sincer standau però sa di lasciare questo grande patrimonio de contos, de storias, de cultura. Manco male che ci funti questo festival, che ci funti medas pure, poita tutto si sta di moi. Ci funti già ogni gita. Si sta in Attongiu. In Attongiu. In Sierruro mi pare che ci funti. Dunque, se fate quando de pesività e sul risultato del suo contributo, come te vai a cominciare a organizzare, no ischisi. Ponare su comune de Casteddu non era ancora pubblicato su contributo, quindi ancora non si iscrive. Dunque, sto scrivendo su festival in Casteddu, ancora non iscritti canto a piegare. E dunque andando a organizzare in Santo Andria, in Nadale, come te vai a organizzare Lamparas e Triulas, che canto di non solo di non te ne suinare, ma nemmeno chi è canto. Questo sono rendi. Infatti si meta santi, mancai come ti sei rendito durante trigao, cantavo questo motivo. E poi tu si lamenta e sto tu varisi. Sto tu varisi però. Tanto in gennaio, freargio, marzo, arbile due solo entula. Cominciamo però tocca da incarrerai per velo, no? Coi presentata con i sattori su quei autori e pizza poi che a volta sai senti il libro del suo scrittore sardo dunque in entula feuso cioè te non fizza sa sovragere de combinare scrittore sardo che senti un editore nazionale se pensando a Antonio Boggio, a Giorgio Pulici, se sul libro e si rinfreargi noi scavorentivetà di presentare in Lamparas. Certo. E infatti si tu sei fatto sta presentare sul libro di Antonio Boggio in maggio quando sti bessi sul libro su romanzo su si fatto in Casteddu. Sa prima come te sta andata? Bene, mera come Issu ormai Issu è un aspetto su primo libro via timido mera si va a tutto rubio come ormai esti diventa uno performer praticamente come da a presentare in Sassari e in Valle Doria a sos primo di agosto è uno piacere è uno picciocco troppo fragile a parte di come ti scrivere ma come persona fa piacere questo è una cosa importante in me da tenere persona se non scetti autori si bravos candidane su in Sardegna manco mallisi e autoras però vince a tenere persona che poi si vuoi dare che ti fa piacere che ti torna grazie perché noi stiamo no è sua cosa e ci dove fuori dentro del serro orario del Roscia poi del serro orario del Roscia poi su voi do grazie con doppia Z poi tornare da casa su voi do grazie con scetti con una Z e sti da in Portomanno e se gente a volte si scaresce de duro non si ha non hai voita tu dona da troppo po scontato e no stai aici però tornando a Entula c'è adesso vince la città che è un trattopio da importo con una scrittora ceca è nata Magdalena Plazova ha scritto un libro in pizzo dessa sa prima sposa di Franz Kafka, Felice Bauer. È un usaio? No, è una specie di ricostruzione romanzara della vita di questa femmina che da conoscevo posa litteras di Kafka che sa chi stiu e poi si dà testimonios che danta connotta suo figlio se sono nevore e dunque è un personaggio interessante e ovviamente è interessante poi te attento una storia d'amore con Kafka
e dunque sa vinza su una storia kafkiana questa, ti immagina una storia con Kafka no, iscura credo che dalla sau che indecisa su una dieta gatta sau no questo deve essere veramente difficile poi te non credo contare troppo è bello a leggere sul libro però senza spoiler però per un spoiler però isso io credo una bobida che deve essere fizza mantesio poi te che non queria pruso triballare come dipendente queria solo iscrivere e sa avviare una femmina plus pratica e queria si cogliua e fai figlio è una famiglia normale no a sponsorizzare l'arte sua e dunque si spunti la sauce interessante è un libro bello mera ho usato via sono lettore in questo giardino dei giusti della fondazione Siotto via dei Genovesi a Cagliari a Sassese mercoledì 23 de Driulas bello e insando si depeso sinai questo attopio poi ci da chi di Isabetta da questa presentata e quando torna a capitare Magdalena Plaza va in Sardegna non uscite io se manca il prossimo libro che da scrivere a pizzo dessa villa de Georg Simmel però non uscite chi da presentare questo presentare Roberto Pianta che come sta in pensione prima via preside sul liceo dettori dunque è un lettore forte mera simpatico ma vuoi andare in italiano? No, io vuoi andare in italiano io vuoi andare in inglese dovrà essere un interprete da inglese per il suo pubblico certo non ho usato un interprete da su ceco è difficile però io sanno fuori da italiano dunque poco mi via preguntando ma a volte non c'è una però ce ne punti persone a volte però in Sardegna eschi a gatta una persona che vuoi in pubblico ed è per se fizza formavo come interprete certo questo sicuramente però io adesso è bello ad ascoltare in lingua cosa sua sono d'accordo poi ti si dà ora da tutto su sentito tutte queste emozioni poi ti capi a fissare la lingua di Kafka certo, claro così adesso è bello però si deve traballare pure questo aspetto no? Tu scesi bene che quando si apparicendo a Tokyo devi si pone in conto tutte queste cose che punti posta se impari punti mannas sì. Ti canta tempo su energia cica e sagenti e non è facile Issa da Pottoviera in su salone di sul libro di Torino. Quest'anno è tutto? Sì, è per questo che ha potuto occasione da combinare. Poi te da poco notte, a me spracchi a me, e poi no, poi te non venisi in Sardegna. Mi pare giusto. E c'è si vince altri ospiti si casi a Toviao in su salone del libro di Torino? Del momento non si scende. No, mi pare che no, poco monono. Poi come ti traballai si posatro su po' paricciai isattovio su? È una cosa chi andare e tornare quando è senti sul libro noso suo editore se non si scriente pessie questo libro di questo autore oppure sono tutti i autori e tutto poi che ormai non si conoscono no? Tanto sanno e si sul libro no e tanto Enis a dove presentare quindi un vago non si dos proponente e un vago dos per un noso. Dunque su salone del libro andavo su ogni anno poi che è importante a topiare gente a biere sa novidades certo, a Biri Vince sa commenti tra ballante su salone del libro, sa gente che doi esti, sì. Eventi che apparicciano, i autori si no, su rosconnotto, su cancipunti. Questo si da importo umano proprio usato su posso traballo che fate insando su questo evento che non si può in vedere, come uno che va al cinema e no dipende andare a Venezia. Dipende andare a Venezia. Che mancai, vesti.
Ascolta Francetto, torrendi ai sattoviso del liquida che si sa soffrimmata sa primo di però ci funti a trastresi, questa cesti cenava su 25 che ingizza ai 7,50 ai sotto manco 10 con introduzioni musicali del suo coro de Codrongiano. E Codrongiano sta un coro polifonico che non sarà l'irgae con una varica canzone se prima de cominciare su festival. Esatto, ingizzante esatto sattoviso. Su primo ad adesso con Carla Basso e Antonio Nicita. Non li giù bene in meda. La democrazia vulnerabile. A usa fuori de dirittoso chi si sunti stringendo, sunti si in pericolo, poiché video su chi sta succedendo non solo Russia, Ucraina, Ungheria, ma vinzas in America e finzas in Italia e dunque tocca a barrare schiroso e a tenere presente sa Costituzione su cui sti scritto, poiché si abbarra sa Costituzione pericolo non dara, però me rapporta i sapuru non si dimentica settando andavo a fare da un Carla Basso che è professora di diritto costituzionale all'Università di Sassari. Brava, e poi con Antonio Nicita e su sono professore e su ha fatto da bruso di un libro che ha descritto nell'età dell'odio e su di me è sempre questa gana delle AE so diritto a sa gente per un motivo tutto questo odio può narrare contro adesso omosessuali contro adesso strangios non si comprenderà in noi se andando e dunque questo pure è un atto più importante per me contro questa gente che hanno da pensare come tannoso contro le femmine sicuro è una cosa di attualità di manna me da insando su tocca da porre in conto tutto questo odio su che asinnao sicuramente finza a Federico Faloppa ha descritto un libro da presentavo in liquida 2 o 3 anni fa era mi pare quando sti bessio sì da presentare proprio in liquida e questa è una di queste cose che magari non sono tutti giornalisti, no? A volte sono proprio professori, se uno vuole andare, ma te chi entrare, però sono temi di questa comunicazione, di questa attualità, chi deve biere finza con informazione. Ma punti temi trasversali, se tu non vuoi accappiare a un ambito scetti, noi sti scetti giornalisti. Infatti questo Federico Faloppa magari uno non dia mai inteso prima, però so che sono e news a discurtare, anta comprò sul libro poi te che sti più efficace mera, claro e due sfina scusto, no, a volte sono professori sono tecnici e non si comprende no, ovviamente in questo contesto che causa gente chi vuole dare a tutto non a suoi colleghi a professori abili meda da ovvio bravo che avvia su 2023 su 22 i sushi di coinvolgere su pubblico esti bravo di aderas e vera che non ci si stetti in su festival no da scombinare una varia volta ma ogni volta dell'impegno in atterologos e prima o poi si ad arrivare il sapore a proposito di odio, di femmine, di generi, di intersezionalità di questo tema che tratta da sì, noi ora con l'economia dell'ottimismo con Luciano Canova e Alberto Urgu dei Santa Fuedai d'economia poi te che Luciano Canova è appunto un economista però se economia tenete bie con tutto con questa vita di ogni die vinza no è una cosa di alta finanza che non sarà a comprendere no. E su ha scritto 2 libri economia dell'ottimismo e l'economia sul tapis roulant chi non si ammostanta commente a pensare chissà cosa santa vandai mengiu su aggiura finza s'economia non sarà spiegare poi e commente pensando io savettai tu è a sapennere però su scisita che su 24 doia di un altro topio che devo andare sicuramente in Apasa
Doia di una rassegna che devo a Parigi in Sandoso. Però su 26. Però su 26 la voce delle giornaliste. Tu chi sei giornalista? No, io non sono giornalista, tu scesi. Come te non? E io faccio tutto, però non sono giornalista. Ah, peccato, vuoi te canta già, e chi be credito formativo sposo giornalista, a schiene in Tisauro 26. In Sandoso du deppio su nai, eschi studianta giornalismo in Università di Castello, eschi in Università di Dattari su proprio, però su già i seisi so del Sassari dischi già ed uscinti, no in Castello invece no. E in Sandoso Deus du giochi scurtantanova a parte gusto ischi studianta messa magistrale del giornalismo e informazione web che è in Università di Castello mancai est un attobio punti attobio su issu pensavo su ischi studianta giornalismo e mi via stanno rendi de su sabato de su 26. Questa mesa d'onda con Simonetta Selloni si stetti a paricciare con Sasso Stampa come te ad ogni anno è sempre partner di su festival e a usa fuedai con Susi Ronchi de Giulia giornaliste in pizze sul libro Le Verità e con Valeria Palumbo che ha descritto La voce delle donne, pioniere e ispiratrici del giornalismo italiano. Dunque a usa fuedai de giornalistas, de femminas in su giornalismo italiano e questo attobio a raballere Kimbe Creditos posso giornalistas. Dunque tocca da unire questo vuole impari suttile e suspassioso noioso. Ai Noioras il coraggio di contare con Natascia Lusenti e Francesca Fantato. Si usa fuori dai de femminas e però finza di economia voi te in questo libro il coraggio di contare Natascia Lusenti mostra proprio come te estistetti storicamente, socialmente e culturalmente sul rapporto dessa femminas con suinare. E dunque fuori da violenza economica, de disparidades in tutti i settori e dunque di autonomia finanziaria dunque è un libro che gioco siggio delle gie è importante a me si conta del coraggio di contare proprio sul libro di contare e suinare ma di contare pure di contare come persona c'è un sentito doppio no? Sì naturalmente mi pare che questi film sono film che si serie da IC no questo via del diritto di contare è bello però dopo bio questo pure però come ti vi stanno rendi lui è un attore da importo con femmiasa poi voi dai questa situazione non scetti mancai pro beccia no fino a scomodo in Italia non un montone di femmine che non tengono conto corrente il soro e questa è una cosa cioè femmina manna non pippiasa chi l'unico che mangia a suinare in domo è suo viddo mancare i ballenti saspuro è una cosa ghiacciante no bestia non fare terribili Santo succedesse in mezzo speroso che c'è in mezzo femmina sì questo sattopio è un'altra femmina ai Degi con Barbara Serra da voi del fascismo in famiglia Barbara Serra ha scritto un libro da presentato in Entula in Castello in maggio come in idea liquida un libro in guarda de Sigliaio che esiste più podestà de Carbonia e de Iglesias e sta da dischi più già a manna e dunque ha riscoperto che Sigliaio esiste più fascista come sempre adesso italiano magari come pare che nessuno via fascista e sta andando a cliccare in sos archivi sa lettera sa chi su a Reccia a Ravinza da su governo fascista e tutto su che ha fatto Carbonia ha fatto finza cosa ona sì io del Barbara non che cosa viene questa frase che si di fatto finza sta cosa buona no da si via sta serie M il figlio del non secolo da che giocare mi pone nervoso no Casti date da consiglio poi testi di importo umano da Castia poco commenti d'antifatte poco commenti antitorra interpreta questo vabbè non isco no Castia devo tornare fuori dai però che osi però a proposito di questo tema tu i casi a Remona e Carboni Iglesias
C'è un film bell'umeda di uno cineasta, Sadru, che si chiama Alberto Diana, che ha fatto, sanno passato, no, 2 anni fa, un film che si chiama La Fraria, a pizzo de questa situazione, adesso di una vita vitica di accanto ai Iglesias, i suoi dei Iglesias, de quando ci vede su potestà, il suo fascismo. E da di fatto in Sadru, questo film. E c'è questa battaglia tra su Sadru e l'italiano, poi i fascistas impongono l'italiano, gli antavietati italiani, iniziando su voi in italiano. Bello me da ti tu consiglio. E noi si vorrebbe dire? Questo adesso devi domandare a Alberto, Diana, però ti do faccio uscire. Mi do ricco. Poi ti amminesciti. Arrivendi a s'ultima di, s'ultima ma non in tre s'ultimas, come ti si nata in ingresso, Domenico 27 di Treulas, e ai sotto iniziata proprio partiti con scoppiettante con Donald Trump, e l'alba di una nuova era con Claudio Pagliari e Anna Paola Ricci. Contasi vago di questo Tovio. Non possiamo fare manco di guardare adesso che è succedendo in America, poi te che questo toccherà tutto il mondo, vinza sannoso. Non è solo una faccenda di economia, non è solo una faccenda di guerra, finza sa guerra, come ti abbiamo detto prima, adesso diritto, sa guerra, si strange, sa femmina, es minorias in generale, es diversità. È un pericolo troppo umano. Dato che noi sempre seguiamo coppiamo su vivente sos americani, dando bisogna a comprendere che in questo caso non dovete più scoppiare. No, non mi pare un modello. No, però... Mi spanto dei commenti americani sono tornato votai a Trump. Io pure, però... Poi e ho subito commenti sesti comportati di fatto Trump e Biden e di fatto non di fatto, ma anche questa gente sta parlando di deludia che comprendi però d'uscire, però casti sti vince a meta di liccao questione di politica come americano su non si davi canta bene in meta si offendenti. Magari si offendono. D'uscio, si arrannegano. E poi adesso resto per intervista a rispondere, ma poi te non possiamo parlare di esattero. Tanto non si deve scherlare. Certo. No, è vero. E dunque siamo andati a fare con Anna Paola Ricci, che è una giornalista di Sarrai, e dunque insomma uno Ottavio che si preannunzia da bello. Toccherà bene Domenica pure. Tocca da giovi a Domenico mi pare che tocca andare che a noi sti scetti tocca da bene poi no è uno fine chira uno si vuole fare su mare a redì e a Maria venire a saccaggia e ora ai 11 cioè tutto accabato finito a Sassundi sì, e mezzo poi sta gente si indianda sì tua friscura anzi sì mi raccomando io ho una giacchetta, poi te gaffi in friscara in saccargia. Bello, intanto si parla di questa cosa. Ai Noioras alla costruzione del potere con Gianni Biondillo e Alessandra Ghiani. Gianni Biondillo era fuori da torre del fascismo, dell'architettura in epoca fascista. Questo pure pare un argomento difficile, invece no. Isso risulta dovello per tutto, su voi divulgativo, comprensibile, dunque interessante mera, poi che mera cosa non da si schiria uso e dunque già si consiglio di discutare. E Serrauso ai Vegi con Diari di una reporter di guerra con Giuliana Sgrena, sempre con Alberto Urgo. Giuliana Sgrena in questo libro me la sono andata a cercare, Diari di una reporter di guerra, conta diari poi te assunti se esperienza sua in Algeria, in Iraq, Afghanistan, Pakistan, non solo su sequestro, però ovviamente poi da su sequestro questa cosa proprio drammatica questa cosa che vince no su tutto conoscevo si ricordato già 20 anni sul 2005 quando diventa sequestrato non mi ricordo se 2005 o 2005 e dunque insomma da raccontare e
che giovinzanare che Giuliana Sgrena si incrasa sull'unisi est in Porto Torres Cunentula, su martisi in Villa Grande Strisaili e su mercolisi l'Ompera la Semini. Dunque, come ti avevano andati prima, dai Ienenti da profittauso. E tocca a si fare un bello giro pure turistico. E poi tenono in zona bella sa di biere. Io credo, ma te ne so pure i Domus de Giana, se punti patrimonio UNESCO. Tocca ad accompagnare a biere Domus de Giana. Domus de Giana, sono che Santo Antine, sono che Losa, a Santa Cristina, ci ti punti del logo su de biere. Questo sono ci manca, antagasti. Iniziando su bio che li funti i partner del liquido, ci punti Medasa. Tu esigeremo l'associazione Stampa Sarda, sul sistema bibliotecario Coros, su Coros, su media partner che è il Radio 3, Rai. Da sempre esistete su media partner? No, queste 2 o 3 edizioni, sì. Sì, sono contento poi te Radio 3 è una radio sa più prestigiosa che insomma con Gio scurto casi solo Radio 3 non donare super non te tempo me la puoi scurtare essa radio però mangiano dai mindischino puoi scurtare essa notizia dando poi giù su però come ti c'è sti fare GR però sta stredemmerie io sto triballando certo però tanta fai questo su del Radio 3 tanta fai intervista sei ospiti spero che torrente sa notizia adesso festival chi va a girare essa questa idea del suo media partner, no? Del suo media partner, de donare visibilità sul festival, gli autori, gli organizzatori del suo festival, chiaramente. E tutto su chi esti su follow up, stanno tutto sa goa di questo festival, come ti sei nato, Giuliana Sgrena, che adesso entra vita, e manca in centessi, pure altro su chi avarranta e manca in odusciu, e si può da parecchiare, no? No, non fai si usa fatto di Giuliana Sgrena non può usare contemporaneamente però manca su sicuramente su e poi qualcuno a barra si fare un pago di vacanza però generalmente tenente pago tempo poi a chi fa televisione a chi fa radio a chi è già atteroso festival in continente pensando e dunque arriva a di due ma posti si indiano lo comprendevo però ci punti vinza sa domus da imprenta Garzanti, la terza, poi sa relazione con questo saghino permetti di tenere certo lumen se no poi te appunto do spreguntao su a do sperioso a Issas certo a suo ufficioso stampa pensando se subiu che lì esti vinza sa linea editoriali del suo festival le stemma sa che tocca da punti medas tutto su di attualità sa storia e sa attualità di punti si riescusa de già sa gana de approfondire poi te camera volta si scurtauso però non è scappo di comprendere tutto poi te succedendo come in Gaza te succedendo in America dando noi sono convinto che sono libro permetti de comprendere meglio su qualunque cosa d'ogni cosa sa complessità dessa modernità del non si può comprendere iscurtando su delle giornale o leggendo solo il suo giornale non pensavo che sa lettura del suo libro questa è una lettura lunga che richiede tempo e sa schino si permette finza de comprendere meglio su che sui succede vale post economia vale so diritto vale post-economia, post-storia, post linguistica. Questo pure è un tema. È vero che camera volta sa manco dove pensavo su chi ne uso, no? Utilizzavo una parola mancare inglese quando non serve. Finza troppo, sai, imparavo. Sì, quando non serve, poi fino a serriere poi te hanno inventato dai due da in inglese di nanta ma ti stai andando non so che ne uso su notebook questo no questo è un laptop in inglese no su notebook dunque sa vogliamo andare su un po' computer portatile poi danno in italiano no? Ti bisogna di un notebook
Ci pare di un baghetto prestigioso, brutto. Ma questo lo vedo solo sos italianos, poi te sos spagnolo, francese, pure tradotto. Giustamente. Poi questo francese tu venti questo sciovinismo in soro, pensa se spagnolo. Però è una questione di dignità, no? No, de in sa lingua, sa su fueddu piga, mancai da tra lingua, però che dona da pro carric, vai di prusa ricca sa lingua in soro. Però non so pure da steneu su. Però cioè, su mouse io so diventa raton e non so voi te non puoi andare il su doppi su zorighe il sardo su zorighe poi te non invece ne ho su mouse fino a sardo su mouse su computer leggio su iPhone leggio dai basta pensa con su product placement questo è dopo fatto apposta. Ascolta Francesca, quali punti si risulta sopra un anno su che si tenti vince da questo momento? Poi se l'ompiu sono state 7 edizioni, pensando su già si può intibire si Luca, su chi non si contenta Bruso è sul fatto che sta gente mera persone si prenotano €80, no? Non è necessaria una prenotazione, però già si organizzano da poennere a liquida finza prima di schiesso programma. Questo che renare che commo si viranta, ischinti che 90 barra è deludioso e questo non si permette finza di fare una proposta di qualità, non per forza correndo sull'umene se della televisione, poi te camera porta se uno non da usare in televisione non lo conoscono due anni, invece come è in liquida calesio la chisia cosa veuso e come te è vivo insomma non tabarrai deludioso. Che li spunti il numero su del suo pubblico del liquido? Dunque andando adesso 200 persone su massimo che ho sentito è 500 che non spago in Sardegna no? Dipende 2 dies dipende vinza del suo tempo questo non si vuole scrivere prima un minimo di 200 persone a Chimbegento e quanta gente dove traballa da in queste organizzazioni? Tu casa questa è una bella pregunta in libero su Sese sì. E poi si due su comune de Codrongianos naturalmente su ufficio e amministrazione e due sunti volontarios un casa insomma sono un bello movimento per forza poi tutti sos tecnicos service palco e ogni cosa e da questo punto di vista della sostenibilità di questo pure è un argomento che tocca da toccare e infatti ne voi da uso sempre ho fatto con Sasi Scuola ho fatto un laboratorio con una scuola elementare che è in Florinas Spippio del Codrongiano andando a Florinas con Marco Tabilio e Castelletto con un libro su un pezzo del suo oceano l'importanza del sabba eccetera e dunque ho scritto proprio andare a sa nuova generazione è proprio piccolo vuoi arrivare tocca mala oggi no su troppo importante isso su punti su benitori pensando del peso fuori dai Isus e incarerai con Isus fuori da questo stemma ci punti più su che partecipano no questo festival no avete che noi espo Isus ha fatto in sa prima edizione ha fatto un esperimento la primavera di liquida fianta piccioccheddos dai deghe a bindigannos con la supervisione di Paola Zannoner faianta una specie di redazione tanto faianta intervista su pubblico su scrittori da fatto su primo anno poi è difficile poi te su spiccioccheddo non potete venire a solo sa saccargia tocca a dos a tie e tanto so babbo di sa mamma che punti tra ballendi che magari non ti interessera e tanto non ti si accompagnano e dunque
E a pensare mancare un trasporto. Ma non è solo sul trasporto, infatti sa responsabilità di tutti i minorenni. Tanto su babbo di sa mamma sa dos abbandonano e si andano è difficile. No, non si abbandonare no, però mancare. Si è barraianta, si ascolta su festival già. Si dia via cussa, si dia nostra via cussa. Così adesso chiaramente questa situazione ottimale, no, se babbo e mamma si ascoltano esatto, su giocare su quanti su i patti, no? Poco su uno festival che via sta una cosa bella a me, certo, chi sono entusiasta. No. Chi sa, puoi pensare di tornare a fare o canoieri. Certo. Manca non si sta, non si stadi, non via si stadi. Liquida sempre si stadi. E questo pure via da si stadi. Via di liquida proprio, pescusso, anta venusi a scuola. Sunti in giocazzaoso. Non è facile. Non è facile. Comprendo. No, dopo pregunta voi si serie da liquida. Liquida poi te in questo tempo finza informazione è liquida. Non come Sigmund Bauman. Sempre pluso poi te prima viera da nostra televisione da leggere sul giornale e viera Vangelo come ognuno si iscrivere su in Facebook o in un'altra certo. E vale canto e a suo triballo di approfondimento che vuole fare un giornalista che magari doveva fino a ora sa diese, no? Puoi scrivere tanto prima sta notizia si verifica iera e prima di andare in stampa, no? Sul giornale. Come invece su primo che intendere una cosa sa gara sta a donare po primo, non a donare giusta. E sono cose che non potrei tornare a cova, però si dà schiuso è più facile a noi di difendere. Come potrei fare un esempio, Israele scomporando pagando Google può fare sia quando due ponese Francesca Albanese lume di Francesca Albanese in Google ti è sentito tu pagina chi non sa più cosa sa este una mass eccetera. No, carità questa è una cosa pericolosa poi chi è non comprendere e non viene sponsorizzato non comprende che è una cosa pagare apposta. Può fare danno e due vorrei credere e questo da un sa Brexit, da un vince in America, da un in Romania, che questa selezione si da santa annullare, poi te avvianta imbruttare da questa propaganda russa e non sono ti brulla sa. No, non ti brulla sa su dell'umano e stica manca questa gente non depressa da questa attenzione che non ti danno questa attenzione. Poi te non tenete magari su strumenti. Non hai strumenti, sono denti tempo, su tenete gana, insando su meglio su a fuedai di altre cose, sapro su levia, sa che si vonni a fuedai di questo stemma sa che punti di avere sa concreto, surreale ed è importo tutto su maniera. Poi da chi andavo a votare non comprendevo se te facendo. Sì, andavo a votare. Chi andavo a votare? Penso che andavo a un referendum. Chi andavo a un referendum? Mo che non entrare in polemica, nuda. No. Non sono nuda. Semplicemente devo, Francesca, se sono arrivata già a un'ora di intervista. Ma sono piacere con te così. Grazie. Sapevo mimmi pure, sono piacere in mano, voi te su toccavo già tutto il stemma, tutto il argomento, so scruccugliavo ben meta su programma che sta ricco, tutto rosa ricordai questo festival liquida, a onde si vai e quando si vai di questo pure è una cosa che tocca da remonare varie bottas. Dunque, dai giovi a 20 battero fino a domenica 27 in Saccargia, Codrongianos, dai 6 de Merie. Fino a 11,5 è un programma ricco che si accatta messo già su del liquida che esti Liquida Festival narasi dudui commenti liquidafestival.com liquidafestival.com si accatta da Vince sa pagina Facebook, Instagram X e basta no X no non si fatta non si è scancellato
Gente con questo nome, X, non mi piace di me. Magari Vedi proprio bellissimo su Twitter, vero? Intanto su Francesca, grazie a Meda. Grazie a te. Per questa bella ciacciarrata, in bocca al lupo, po' tutti i sattopi, po' tutte le attività, si posso traballare l'umano che si è fatendo e posso benitori. Del liquida dentro la del liberos. Grazie. Grazie a tu. Chi vuoi savarrai vago vago, devo in moi de parrecodai che li funti se ventus chi savettan po' questa capo decida e finza sapo i disi decida chi di voi ta mica sa gira mica acaba da Domenico, no? Sì, che appustisi lunisi, finza a sa prossima puntata de nova, che adesso ce n'ha la decida chi insando su. Posso che per tocca da sa letteratura de Neusu, commenti su nasa letteratura del giornalismo liquida de su 24 su 27 de Treulas in Codrongianos, de Neusu costellazioni letterarie in Lozzorai, in Sabineta de Tancau, su de Giotto, Uoi e Crasi de Giannoi, poi ci funti vinza su una mostra di fotografie che in carrera da Crasi in Solanas sa mostra de WordPress foto. Vinza su segi de su mese agosto e apposti sia da sighi in Signa, però devo recordare quando vado in carrera in Signa. Cioè adesso vinza sa carta carbonia in Carboni, in Serena Mirastelle, posso che per tocca da sa musica, cesti ci puntano sciaccomanno de eventus, de concertus, a partire de Vulcani Blues in Montiferro in Stato Lussurgio, Grasi, schesti su De Giannoi, su Festival de San Rock. San Rock Festival in Villa Siotto che si fa in San Rocco, Crasi Ciantadessi, rappresentante di lista, bellissima, dico la gente rappresentante di lista, la rappresentante di lista, non dico la gente meda. Però alla zona ai Crasi, Chioisi, Crasi a Meri, c'è questo concerto, che è su de Dresi, concerto in San Rocco. Fa di parte di questo festival che si serie da San Rock Festival e stingizzau a Riseu con su Giovia con su concerto di King Hanna che è uno bello gruppo ingreso e Crasi c'è Bibbio Sound Machine e Giorgio poi insomma uno bello cartellone musicale pure savetta da si kendi con i festival e con le proiezioni, si vuoi pure si kendi che li punti is attovi cinematograficus, questo tocca da Remonai. Cioè adesso in proiezioni si dessa rassegna Morire da ridere, sa de 15 edizioni si de questa rassegna apparecciata dessa Cineteca Sadra de Casteddu in su Arco de Monteclaro, Doni Amati si Giovia ai Noioras quando si indiano da su Sobi a Scuriu sa gente si sezzi de si Casteddu un film poi adesso un horror o una commedia poi si serie da morire da ridere per questo motivo. Un attopio di importo umano, secondo me, è questa proiezione di No Other Land, che è questo documentario, tu da Sibiu? No, è dove giocare, esti Grasi, sabato 19 de Treulas, ai 9 horas e mesu, in Crucurisi. Eia? Doventi, in ambito di questa rassegna, casizzeria d'andata e ritorno, un viaggio tra culture ed eventi. È stinghizzato su 14 del su mese Treulas e andai innanzi si finza su 26 del su mese Capodanno. Insomma, su chi ti interessa da gatta sa tutto su programma, sti bello me da questo programma di questo festival, cioè si Antioco Floris che presenta da su documentario No Other Land. E poi accabai su festival Creusa de Ma in Carloforte, su 23 su 27 de Treulas, insomma si fadesi concorrenza, però è un altro festival, un altro ambito, poi te noi su sa musica su cinema, e c'antessi come te ospiti Massimo Zamboni, Anna Tiffo, Andrea Segre, insomma, poi chi si sa musica su cinema, commenti punta a cappiao, si interessa su gusto del linguaggio, su mi nasce di Savana, fai vince una vacanza in Carloforte, posi che di questo balle sapena sempre. Questo balle sapena sempre, andare in Carloforte in Sisola del Santo Pedro e su programma de su festival sagatta da mio sito musicapercinema.it. Ben meda, voi pure euso accabau questa puntata de Novasa, con me c'è sti stettia Francesca Casula
Liberos, che Deodoro grazie a voi esistete a vedere su una ciacciarrata troppo bella, troppo ricca. Se ricordo che noi si tornano intendi ci da chiedi un altro ospite o forse si dusu. Questa è stata sorpresa per questa prossima puntata. Si do grazie per la vostra attenzione. Buon numeri a tutti su De Miriam Mereu. Adioso.